adesso siamo in compagnia di Gennaro De Crescenzo, artista legato chiaramente ad una storica tradizione familiare. Dopo i successi delle sue recenti incisioni, questa mattina Gennaro ci presenta un suo nuovo brano, Suon Pesta Ferrovia, giusto? Perfetto, sì. Come stai, Gennaro? Bene, bene, grazie, ringrazio Mattina Live, ringrazio tutti voi per la splendida accoglienza. E allora, ascoltiamo subito insieme questo brano, Suon Pesta Ferrovia. Ti ho amato troppo, mi hai dato tanto, terra mia, la bellezza del mondo. Oggi risuona in un canto ogni ricordo nel tempo. Il treno è fermo alla stazione, dovrei partire e andare lontano. E non voglio lasciare quest'aria che sa di sale. Suona questa ferrovia con mille colore basata rosso. Sonne che poi a Luca di mano si cagna, ma chi può cagna, ma chi può cagna. La mia vita con una luce in fondo. Ecco Gennaro, complimenti davvero. Questo è un racconto musicale in realtà che parla di tradizione, di identità. E cosa ti ha spinto a decidere di affrontare un tema così particolare come quello dell'emigrazione? È un tema che comunque l'emigrazione è un punto di partenza per far sì che le persone, soprattutto i giovani, perché parliamo che nel 2023-2024 circa 5 milioni di persone sono partite per trovare lavoro all'estero e quindi questo non deve più accadere. Dobbiamo cercare di rimanere qui perché il lavoro c'è, l'economia soprattutto di noi Napoli in questo momento è forte sia culturalmente anche alberghiero, quindi dappertutto c'è possibilità di innovare e soprattutto di trovare qualche posizione in questa nostra grande città. Esatto, è vero. Tra l'altro anche poi l'uscita prima di Natale ci fa molto pensare, perché questo è un messaggio chiaramente immagino che lega anche l'ascoltatore al periodo del ritorno, perché spesso e volentieri chi emigra poi a Natale ritorna. Infatti se ci fai caso nella mia copertina ho fatto sì che il treno già è tornato, quindi non è mai partito. Il treno all'incontrario, se ci fai caso, è stato fatto apposta con questa valigia anni 30 e questo treno insomma non è mai partito, rimane là e deve sempre arrivare e mai andare via. Tu dici di mane se cagna, ma chi vo cagnà? Ma chi può cagnare perché comunque alla fine è diciamo è un grido d'allarme per far sì che noi non vogliamo cambiare, vogliamo rimanere qua con le nostre radici, con i nostri ideali e soprattutto ecco, con il sapore del sale che comunque oggi il mare ci dà la possibilità di stare, ecco, adesso ci sono le future barche a vela che verranno a Napoli l'anno prossimo, quindi sicuramente attraverso il sale, attraverso il mare bisogna stare sempre qua e soprattutto non muoverci. Si può rinascere. Assolutamente. Una bellissima immagine che esce fuori da questo tuo brano è quella del Vesuvio, un'immagine davvero molto poetica, spento perché il fuoco brucia dentro. Assolutamente, perché il Vesuvio oggi, diciamo, grazie anche al Calcio Napoli, è un Vesuvio che viene sempre messo in prima parte. Diciamo che io comunque ho fatto soprattutto questo momento musicale, soprattutto per il Calcio Napoli, perché ci eravamo un po' stancati di questo lavali col fuoco, queste cose qua, che anche noi abbiamo cantato proprio per far sì che
dall'altra parte le persone, ecco, che ci offendevano, noi abbiamo fatto la controrisposta facendola in modo, diciamo, educata, e mi ero un po' annoiato, quindi ho cercato di dare un momento un po' più goliardico, che comunque, ecco, il fuoco brucia dentro, e quindi è la cosa che a noi più fa piacere, perché il Vesuvio sta lì e non deve avere alcun problema, anche perché poi in questo periodo stiamo un po' soffrendo, quindi sicuramente richiamarlo non ne vale la pena. Ecco, sei figlio d'arte, anche nipote d'arte, quindi doppia responsabilità. Ti pesa un po'? Doppia responsabilità mi pesa molto, perché giustamente voglio fare bella figura e voglio cercare di andare avanti secondo un criterio musicale che attraverso mio padre e attraverso i miei parenti mi è stato dato, ecco, questa scuola. Quindi voglio cercare di intraprendere questi motivi che poi, ecco, arrivano subito al pubblico, e in modo poi, ecco, diciamo, attraverso questa etnia pop, quindi anche napoletano, e poi in un secondo per sta ferrovia anche qualcosa di italiano, perché grazie a Michele Buonocore, che è l'autore di questo brano, sono riuscito a dare, ecco, questa doppia faccia, sia parte in italiano e parte in napoletano. Quindi unisci queste, diciamo, sonorità contemporanee anche allo stile che chiaramente è in lingua napoletana e anche in italiano. C'è un equilibrio per fare tutto questo, immagino. Assolutamente, diciamo che il lavoro sicuramente è più forte e anche più, diciamo, più attento, perché giustamente oggi si riesce ad essere facilmente diventare banali. Questa banalità ti porta a nulla, quindi cercando di, ecco, di essere, attraverso, ripeto, Michele, ho cercato di avere queste sonorità e di far sì che poi su Onda per sta ferrovia sia proprio indicizzata a questo modo di cantare, a questo modo di arrivare alla gente. Progetti? Nuovi, futuri? Progetti sì, ce ne sono parecchi. Io il 13 dicembre sarò per, ecco, una onlus per dei ragazzi, anzi vecchietti, perché diciamo così, sono quelle persone che vengono un po' emarginate in questo periodo, però ne parlo poco perché giustamente la solidarietà si deve fare in silenzio. E quindi sarò per loro, farò un concerto per loro. Il 20 dicembre invece farò Natale in Grotta con Nino D'Angelo a San Giovanni Rotondo, grazie all'avvocato Placentino, e poi stiamo facendo, insomma, preparando il tour per l'inverno prossimo nei vari teatri italiani e anche internazionali. Bene, allora complimenti, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Gennaro De Crescenzo, grazie. Grazie Mattina Live. Piccolo break.